Avete presente il deserto? Oltre, un po' oltre c'è Villa, anzi Villa Estense, al centro della bassa padovana, dove la nebbia è nebbia che la si può tagliare con il coltello. Oggi c'è uno splendido sole ad accoglierci. La partita è Atletico Villa Beverare, gara valida per il girone D padovano del campionato di terza categoria. Le formazioni: Atletico Villa in tenuta biancorossa, Bressan, Crema, Danielli, Barbierato, Aguiari, Ferrarato, Giorio, Facco, Crusco, Dalmoro, Fontan. A disposizione di mister Moreno Calore, Bubbola, Scordari, Manin, Battistella, Businarolo, Gazzetta, Polli. Beverare in bianco-azzurro, Zagato, Di Benedetto, Tommasi, Babetto, Cesaretto, Pavone, Salvan, Torso, Ravara, Galuppo, Bragante. A disposizione del mister Nicola Torso, Oliviero e Manfrinati. Dirige l'incontro il signor Bonello della sezione AIA di Padova. La triangolazione in fascia porta Dalmoro a tu per tu con Zagato, palla al centro area, poi sull'esterno della rete la sua seconda conclusione. Ottimo il controllo di Fontan che dalla lunga distanza prova il tiro, forte, Zagato di piede respinge, poi Dalmoro, alto. Ci prova da fermo su punizione Facco, sopra la traversa. Resiste al suo diretto avversario Giorio, entra in area e centra. Nel difendere devia nella propria rete Di Benedetto. È il vantaggio dell'Atletico Villa. Allo scadere l'Atletico Villa è di nuovo in gol. D'esterno a Crusco che calcia con potenza. Respinge come può Zagato ma irrompe Fontan che di piatto raddoppia. Sul risultato di 2-0 finisce il primo tempo e con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. In avvio di ripresa la squadra di casa va in gol per la terza volta. Da azione d'angolo è Crema che trova la deviazione vincente. 3-0. Spinge sulla destra l'Atletico Villa. Pennellata in area piccola dove Zagato smanaccia, ma il nuovo entrato Businarolo è lesto ad approfittarne. 4-0. Diciassettesimo, si fa vedere in avanti il Beverare. Salvan controlla bene la sfera ma lo blocca Crema ed è rigore. Del penalty si incarica lo stesso capitano Salvan che non sbaglia e accorcia le distanze. Passano 3 minuti e registriamo il quinto gol dell'Atletico. Azione in velocità degli avanti biancorossi, Fontan alla doppietta personale di piatto destro. 5-1 è il parziale al 21esimo. Girandola di sostituzioni e spazio quasi per tutti negli ultimi 20 minuti, ma il risultato non cambia. Atletico Villa 5, Beverare 1. Andrea Bubbola, direttore sportivo dell'Atletico Villa. La gara di oggi l'abbiamo già commentata col mister, ma un commento sul campionato. Sì, diciamo abbiamo perso qualche punto nelle prime partite, anche perché abbiamo inserito molti ragazzi giovani quest'anno nella nostra squadra. L'obiettivo comunque, come ha ribadito l'allenatore, è quello di far bene nei play-off, visto che già l'anno scorso ci siamo arrivati, abbiamo perso la finale, quest'anno puntiamo diciamo, a far meglio, insomma, ecco. E cosa dire, ecco, la squadra in queste ultime domeniche si sta comportando molto bene, sui ragazzi giovani che abbiamo puntato anche loro si confermano all'altezza di questa squadra e auguro alla mia squadra un in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ai nostri microfoni Nicola Torso, mister del Beverare, una partita in salita, una squadra molto rimaneggiata oggi. Sì, oggi avevamo 4 squalificati e purtroppo loro più forti tecnicamente, tutto quanto, insomma loro hanno fatto la loro partita, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, purtroppo le assenze hanno pesato sul risultato finale. Allora, un primo tempo che stavate portando a casa con un pareggio, poi qualcosa è successo e vi siete disuniti sulla fine? Sì, abbiamo fatto due errori un po' gravi, diciamo, e loro sulla ripartenza hanno fatto una bellissima azione sulla fascia, hanno messo in mezzo e purtroppo c'è stato l'autorete. Poi il secondo gol uguale e abbiamo perso il pallone noi, da una palla nostra e loro sono ripartiti, non siamo riusciti a rinviare e hanno fatto il 2-0 insomma.
poi non c'è stata più partita. Ecco, e comunque voi andate avanti per la vostra strada. Certo, noi fino alla fine del campionato cercheremo di portare a casa più punti possibili, anche se difficoltà ce ne sono tantissime. Ai nostri microfoni Moreno Calore, mister dell'Atletico Villa. Con lui guardiamo, commentiamo la partita di oggi. Ma la partita di oggi non era né semplice né difficile. Abbiamo iniziato un po' in sordina e siamo arrivati al gol verso la fine del tempo, abbiamo raddoppiato subito dopo e li abbiamo un po' contenuti, ecco, insomma. C'era un po' di divario tra la mia squadra e la loro. Con un po' di fortuna abbiamo portato a casa i primi 2 gol che ci hanno spianato la strada per il secondo tempo. Il vostro obiettivo per questo campionato è comunque il raggiungimento dei playoff? Beh, sicuramente il nostro obiettivo è quello di far meglio possibile nei playoff. È ovvio che a dirlo è facile, dobbiamo proporlo verso il campo, ecco, insomma. Però la possibilità l'abbiamo e puntiamo molto su questo, ecco.